Cartolarizzazione o compensazioni tramite i modelli F24 presentati in banca sono le due possibili misure per fermare la crisi che si è aperta dopo il via libera in Consiglio dei Ministri al decreto sull'ecobonus che ha di fatto bloccato lo sconto in fatture e la cessione dei crediti sui bonus fiscali, inserendo il divieto di acquisto per gli enti locali di quelli già in circolazione. Sono oltre 1 miliardo i crediti incagliati in pace alle aziende, con 5.000 imprese coinvolte, specifica Fabio Fiorotto, responsabile comparto casa CNA Veneto, che spiega in quali casi potrebbero essere applicate le due proposte discusse nel vertice di Palazzo Chigi. Per riuscire a disincagliare i crediti di chi già ha fatto i lavori. E questo è una misura che a nostro avviso potrebbe aiutare. Certo, se l'amministrazione avessero potuto acquisire o da altri investitori importanti sarebbe sicuramente meglio, nel senso che solo in Veneto riuscire a disincagliare 1 miliardo di euro non sarà facile neanche con queste misure di cartolarizzazione, ma si sta parlando di quello che è successo fino ad oggi. Il futuro, senza cessione o sconto in fattura, ci sarà sicuramente un forte rallentamento, se non una paralisi. Il vero nodo dunque riguarda il futuro e i lavori ancora da avviare che senza sconto in fattura e cessione del credito rischiano di non vedere mai la luce. Si è dato un colpo di spugna alla programmazione dei lavori dei prossimi 3 anni, c'è poco da fare. Ad oggi i cantieri sono fermi, ma lo resteranno per tutto il 2023. Coloro che non hanno presentato la CILA ma hanno questa pianificazione, hanno già studi di fattibilità, progettazione in corso e quant'altro, quindi soldi investiti e non solo, si è fermato. Il governo potrebbe tendere una mano al comparto rivedendo i tempi per compensare la detrazione del 110% oggi a 4 anni rispetto ai 5 o 10 degli altri bonus. È prioritario laddove non venisse confermata la cessione o lo sconto in fattura, che venga riportata a 10 anni. Portare la detrazione a 10 anni ci sembra il minimo sindacale per riuscire a dare una speranza ai nostri cittadini di poter fare i lavori.